Questa sera saliamo sul ring o sul tatami di Thiene in compagnia del presidente responsabile degli sport di combattimento della Regione Veneto, che ci spiega la realtà del team Aburshid. Allora, Team Aburshid è una realtà che è nata 6-7 anni fa. Siamo partiti da più piccoli sul tatami a insegnare kickboxing e di lì abbiamo fatto varie discipline del kickboxing, Muay Thai, box e MMA, che sarebbe sport da combattimento arti marziali misti. E di lì abbiamo iniziato con i dilettanti, con il light, contatto leggero con i bambini, fino a salire al professionismo. Abbiamo creato 6-7 persone professionisti che girano a livello nazionale, ma anche internazionale, fuori dall'Italia e all'estero, totalmente ora. E adesso, oltre a quello, dall'anno scorso abbiamo cominciato a organizzare campionati italiani nella regione Veneto, addirittura finali campionati italiani a Thiene, con più o meno 600-500 atleti provenienti da tutta Italia. Quest'anno andiamo a organizzare una seconda fase campionato italiano FightNet che si terrà a Thiene 15 dicembre. Più o meno iscritti saranno sui 300-400 atleti. Hai parlato di giovani, sport e disciplina che ne coinvolge tanti, anche per contrastare fenomeni come il bullismo a scuola e nella vita di tutti i giorni. È uno sport molto completo, se una persona all'esterno lo vede come uno sport violento, ma non è così. Anzi, serve molto soprattutto ai bambini di adesso, perché aiuta molto ad avere una disciplina, ma anche uno sfogo, dato che i bambini hanno molta energia e oltre a quello imparano a difendersi anche come un antibullismo per la scuola. E infatti molti ragazzini sono venuti da me proprio per questo, avendo problemi a scuola per bullismo, e piano piano hanno passato pochi mesi a essere persone, giovani che hanno un po' di autostima in se stessi. Quindi non è solo per uno sport dei bambini, ma anche per le donne soprattutto, per i giovani, ma anche gli over 50. E adesso raccontaci in cosa consiste il tuo ruolo responsabile regionale degli sport di combattimento. Un ruolo molto difficile, soprattutto adesso. Bisogna coinvolgere molte palestre, entrare, far conoscere la propria palestra e partecipare a eventi piccoli e grandi allo stesso momento e creare una nuova realtà soprattutto in Regione Veneto. Purtroppo è uno sport molto conosciuto all'esterno, cioè fuori dall'Italia,